Salute, mi chiamo Gianbastiano Arrighi, ho 21 anni, sono studente in comunicazione in Parigi e sono redattore nella rivista Tempi. Per me la Corsica è una terra che è impastata da tante e tante tradizioni, di una storia tremenda, una storia che è stata certe volte sanguinosa o complicata, ma oggi è una terra che si deve costruire bene, senza fare i legami di consumo e di tutti questi cose che vedono dal di là. Ci vuole fare attenzione a costruire questa terra con intelligenza e senza distruggerla. Quanto a me la ricchezza è la località in mezzo al Mediterraneo che gli permette di essere un punto centrale nella vita di un Mediterraneo e dell'Europa. Ogni persona ha da trovare il suo conto in Corsica. Ogni persona ha da campare a Corsica di maniera differente e io a campo di mia maniera, che forse non è mica la maniera di campare in Corsica o di campare a Corsica di tutto il mondo, ma è quello che è importante per me in Corsica, è che ognuno può campare a sua maniera e essere bene a sua maniera in Corsica. La strappata l'abbiamo fatta e oggi c'è una strada assai pericolosa che ci vuole a cominciare, perché ci vuole fare attenzione a tutti questi specie di sognacci che ci vogliono vendere a gente quando vedo fiorisce i centri commerciali e tutti questi luoghi appena senza personalità. Ho paura che i corsi si addormentassero e si dimenticano il passato, che si scordano di Villetta, come si dice, e è questo che deve essere complicato quanto a me, di non mica diventare come tutti gli altri. E io voglio andare a vedere altre cose, ho bisogno di questo perché conoscere ciò che si passa fuori per ben creare e ben sviluppare la nostra isola, è assai importante quanto a me. Ho appena paura di la vene perché c'è un bisogno di tramandare oggi, un bisogno di mantenere la lingua e la tradizione. E ci vuole mica che i corsi si scordano di due di bene. La Corsica è plurale.